Non c'è fumo senza arrosto. Ma sarà vero anche nel calcio? Ricapitoliamo. Negli scorsi giorni l'ex direttore generale dell'Udinese Pierpaolo Marino, storico, disse: secondo me i Pozzo non venderanno mai all'Udinese, venderanno prima al Watford. Ma perché ha pronunciato questa frase? Perché sta girando da un bel po' di tempo, da un po' di anni, la voce che la famiglia Pozzo possa cedere l'Udinese Calcio. È stato prima il turno del Toro Rosso di Red Bull, del magnate austriaco che poteva mettere le ali alla zebretta, poi sono arrivate le dichiarazioni dell'imprenditore friulano Blasoni, l'imprenditore di Sereni Orizzonti, e potrei anche rilevare l'Udinese, ma i Pozzo non la vendono, e adesso si stanno diffondendo altre voci di presunte cordate che potrebbero rilevare l'Udinese. Ma effettivamente è un affare rilevare l'Udinese per 90-100 milioni e metterci altri 50 milioni per rifare la squadra? È un affare per il Pozzo cedere l'Udinese in questo momento storico, con la squadra e il club in ribasso, con lo stadio ancora da strutturare anche dal punto di vista così dei servizi sotto le tribune, nel cuore insomma delle nuove tribune costruite con l'ultima ristrutturazione? Sono tutti interrogativi, mentre continuano a fiorire le voci. Ma chi sarà il prossimo? Boh, Toro Rosso? Boh. Mister Coca-Cola, ma c'è ancora?